chiamo Filippo Antonio Marsura, ho 23 anni, ho la passione per il viaggio, al momento lavoro e cerco di mettere via più soldi possibile per poter viaggiare. Nella vita al momento sono un operaio, ma in fondo sono quello che sento di essere veramente è un viaggiatore con la passione per la fotografia. La montagna dà libertà, anche perché venire su questi posti qua, specialmente adesso che non c'è nessuno, mi fa sentire libero. Ecco. Ho scelto un fuoristrada proprio per poter andare, per poter raggiungere posti che con altre macchine non si riuscirebbero a raggiungere. Ho scelto un fuoristrada anche perché oltre a raggiungere posti posso anche camperizzarlo a mio piacimento all'interno e quindi magari poter dormire dentro e viaggiare. Praticamente parto da casa, scelgo la destinazione, arrivo a destinazione, magari mi faccio una passeggiata. Ad esempio qua potrei parcheggiare qua e adesso andare a farmi un giro su un sentiero, arrivare, aprire il portellone della macchina da dietro, tirarmi fuori tutto il necessario, prepararmi da mangiare e prepararmi per la notte. Comunque come se casa mia fosse questa, una casa a 4 ruote. Le montagne più belle le abbiamo qui in Italia, che sono le Dolomiti. Secondo me sono le migliori. Il mio primo viaggio importante è stato il mio ultimo fatto. Praticamente sono partito ai primi di agosto del 2019 e sono tornato a casa ai primi di febbraio del 2020. Allora, partendo da casa, la mia prima meta è stata la Repubblica Ceca, perché avendo parenti mi sono mosso là una settimana, sono rimasto là una settimana e dopo mi sono spostato verso nord, dove una delle mie tappe preferite e a cui tenevo molto era arrivare a Capo Nord. Avevo sentito parlare di questa meta, è una meta turistica, piena di turisti, però niente, ho deciso di arrivare là. Quando ho visto l'aurora boreale, ma ero sulle isole Lofoten, precisamente a Reine, un paesino lì sulle isole, e secondo me l'aurora boreale è il fenomeno naturale più bello. Praticamente da in fondo verso nell'orizzonte del mare, praticamente è spuntata questo fascio di luce. Come prima impressione una cosa magica, veramente magica. E io auguro a tutti appassionati di fenomeni naturali o comunque di natura di vederla almeno una volta nella vita, questa aurora boreale. Posso dire e giurare che durante quel periodo là, durante questi 6 mesi, mi sono sentito fuori dal mondo praticamente. Come se, ad esempio, scrivevo in molte foto che postavo su Instagram, praticamente scrivevo che mi sentivo come se andassi contro, in un certo senso, a quello che impone la società. Il Freelander l'avevo sistemato apposta, mentre nel Discovery ci sto ancora lavorando. Comunque, per ora, quello che posso farvi vedere è questa zona qua. Intanto ho sistemato il portellone, quindi ho aggiunto questa griglia con dei contenitori dove posso tenere tutto quello che voglio. Qui ho messo un tavolino per ora. Dentro la cassa ho il materiale che utilizzo per cucinare. Qui ho un piccolo fornello da campeggio con cui cucino, ecco. Ho in progetto di mettere un portapacchi, magari una tenda sopra per poter dormire anche all'aperto e non dentro in macchina, e un pannello appunto fotovoltaico con cui caricare le batterie, un po' di tutto dentro qua, ecco. Allora, innanzitutto mi sento fortunato a vivere praticamente... Tu da Sernaglia quanto tempo ci metti ad arrivare qua? 40 minuti. Ecco. Mi sento veramente fortunato, ma diciamo il trucco per non trovare nessuno è venire o fuori per la settimana, che purtroppo è difficile con il lavoro, o se no venire magari nel weekend, però a certi orari quando i turisti se ne tornano a casa, ecco.